Allora, torniamo un po' a noi. Dopo dicevamo anche un po' dei fattori culturali, comunque sono importanti perché sono modi di vita diversi, di impostare la propria esistenza, di concepire certe dinamiche di coppia, il ruolo della donna, meno, insomma, rientriamo in situazioni più complesse. È arrivato un messaggio, lo leggiamo subito: purtroppo proprio i giudici non tengono conto né delle violenze subite né delle conseguenze che da queste scaturiranno anche per i figli, non leggono le CTV e se ne fregano. Allora, qua c'è un aspetto importante, perché tra l'altro un avvocato ci aveva anche raccontato di recente che la sua assistita cioè il marito ha avuto gli arresti domiciliari. Domiciliari vuol dire nel domicilio dove c'era la moglie. No, ma ha raccontato dei casi veramente aberranti. Questo mi è venuto in mente, adesso non so, il telespettatore probabilmente anche è un legale, fa dei riferimenti ben precisi. C'è anche questo discorso tra le paure. Sì, se è vero che appunto i figli sono la molla che portano la donna a guardare meglio la situazione, i figli sono anche il freno ai cambiamenti, intanto perché bisogna occuparsene, mentre prima ci si occupava dei figli anche con l'aiuto di un marito, di un compagno che magari era violento, ma magari mentre la donna andava a lavorare poteva accudire i figli, insomma c'è tutto un aspetto organizzativo molto molto complesso. Poi c'è tutta la parte che riguarda le relazioni di questi figli con il padre, che aprono esattamente le difficoltà a cui faceva riferimento questo messaggio. Anch'io sono convinta che ci vuole una maggiore coordinazione, un coordinamento fra i tribunali e quindi e anche i servizi che si occupano dei minori, perché sicuramente la violenza intrafamiliare, quindi la violenza assistita, che è la parte vissuta dai figli, credo che debba essere presa più in considerazione anche dai giudici, nel senso che prima di disporre, e oggi in parte lo si fa, dipende molto dalle situazioni, adesso non possiamo generalizzare, c'è più sensibilità oggi rispetto a 3, 4, 5 anni fa di sicuro. Prima di disporre le visite eccetera bisognerebbe avere alcuni punti fermi sicuramente, perché un uomo che è violento con la mamma dei suoi figli va valutato anche in base a questa cosa. Però l'osservazione del messaggio che ti fa pensare, fare tante riflessioni, no? È come i casi poi di mobbing nel lavoro, più o meno dello stalking in generale. Quante volte la persona dice: bene, adesso io faccio tutta una serie di azioni, intervengo anche dal punto di vista legale per avere una tutela, e poi si trova ad avere nessun tipo di tutela, nessun tipo di garanzia, anzi la persona sa che tu hai fatto una querela, che hai agito, ti sei mosso dal punto di vista legale e quindi hai gli occhi ancora più puntati. C'è anche questo aspetto, no? Che entra in gioco. Sì, è sempre il solito calcolo che necessariamente bisogna fare, che le donne fanno, è giusto che facciano, perché sono loro che pagano in prima persona. Però possiamo dire che oggi sui provvedimenti di protezione siamo un passo avanti rispetto anche ad alcuni anni fa. Quello che è sempre ancora non perfettamente in linea sono i tempi. I tempi dovrebbero essere immediati. Sì, e questo però lo sentiamo dire dalle forze dell'ordine con cui ci confrontiamo molto. Mi pare che anche le procure oggi siano si stiano dando delle linee molto più attente. Certo, però sono processi nel senso di storie che hanno un iter molto molto lungo. L'importante è però che ogni passo sia fatto pensando come prima cosa alla sicurezza delle persone che sono coinvolte. Ecco, questo direi che è un po' la cosa su cui noi abbiamo battuto sempre in questi anni nei nostri rapporti con tutti gli attori della rete che si occupano della violenza. Al primo posto deve esserci la protezione, quindi tutte le scelte che devono essere fatte, quindi denuncia sì, denuncia no, in che modo, quando, portarla fuori, lasciarla dentro, cioè sempre avendo come obiettivo la sicurezza della donna e dei figli.
Questo è fondamentale. A proposito degli step, no, si diceva prima, quindi in genere io ve la dico, non so chi delle due mi risponde, per cui intanto la butto là. Abbiamo visto prima cosa c'è la storia comune che più o meno si avvicina, simile, di questi fatti che diventano più gravi quando ci sono dei bambini durante la gravidanza in modo particolare. Quali sono altri esempi che possiamo fare eclatanti di casi che si verificano? Lei diceva prima fuori onda di ricatti addirittura, di che tipo? Sì, il ricatto nel senso di affettivo. Uno dei motivi per cui le donne non si rendono conto, non prendono decisioni forti, spesso restano molti anni in una situazione che tutti noi giudichiamo incredibile, molto dipende da una sottile e pesante sensazione di un senso di colpa che accompagna sempre le donne, anche quelle che sono vittime di gravi violenze. Cioè, le donne arrivano al nostro centro portando sempre la sensazione, l'idea di essere molto responsabili di quello che succede. Quindi qualsiasi cosa succeda o dica il compagno può essere vissuta dalla donna come un ricatto affettivo. Dal minimo non mi puoi lasciare, non so cosa fare, i tuoi figli, eccetera, al massimo mi suicido se non torni a casa. Ecco, questi erano i fatti a cui... Ma si sono poi verificati mai nella storia suicidi? No, infatti I mariti. Stiamo parlando di meccanismi che tengono unita, certo, e che tengono legata, no, questa, che però sono molto frequenti. Ecco, quando parliamo di uscita dalla violenza intendiamo proprio un percorso che parte da questi aspetti, perché le donne si sentono sempre responsabili di quello che succede dentro le loro famiglie e anche responsabili spesso di quello che capita a quest'uomo che comunque gli ha fatto molto male. Quindi questo noi facciamo sempre una distinzione molto cioè proprio forte e fondamentale fra le situazioni di violenza vere e proprie, che sono caratterizzate da questa differenza di potere fra uno e l'altro, fra un uomo e una donna, dalle situazioni di normale conflitto, che pure sono frequentissime e che però non appartengono a questo ambito. Noi stiamo parlando sempre di violenza maschile sulle donne. È un fenomeno molto particolare che non ha a che fare con tante altre situazioni in cui le donne, come gli uomini, sono in disaccordo e diventano aggressive e va bene, quello è un altro ambito, hanno bisogno di hanno bisogno di mediazione familiare, di tanti dell'avvocato. Nel nostro ambito abbiamo bisogno di una rete di protezione e di una rete che aiuti questa donna ad essere in una posizione un po' più pari rispetto al partner. Noi dobbiamo aiutarla a fare quello che non è stata in grado di fare da sola. Che non è stata in grado di fare da sola, che avrebbe dovuto fare però a questo punto, al momento giusto. C'è un momento giusto? Perché visto che si diceva anche prima, tante volte si innescano prima dei meccanismi, i cosiddetti sintomi, capire anche quando è il momento giusto. Intanto mentre ci pensa sentiamo una telefonata. Pronto? Ah sì, buongiorno. Buongiorno, dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Venezia Sì, e sono prego. la signora che ha scritto il messaggio prima un po' sui giudici, un Sì. po' provocatorio, ma molto veritiero. Niente, mi piaceva puntualizzare che purtroppo queste cose, cioè questa poca sensibilità in realtà è molto presente sui vari territori. Io parlo per il veneziano, poi Sì, magari sì. negli altri tribunali, perché la mia è una situazione diciamo un po' particolare, anche è molto banale, niente di grosso ma molto grave, perché sono 50 anni che siamo un po' torturati da sta cosa, però informandomi anche e lavorando su questo, perché altrimenti una persona non riesce ad andare avanti sinceramente, ho visto che tantissime volte si è acuita una specie di pugno di ferro al contrario, cioè una volta la donna che chiedeva la separazione o che comunque veniva trascinata in un evento diciamo di separazione aveva, se possiamo dire, acquisiva la parte più debole, no? Adesso perché il discorso economico chiaramente è molto più grave e quindi coinvolge un po' tutti,
c'è stata una stretta verso la parte femminile, dove effettivamente esiste tantissimo il dubbio, no? Perché questa la chiede, eccetera. Io nel mio caso ho chiesto una consensuale e sono stata trascinata in una giudiziale da una persona, insomma, che viveva con un'altra persona, cioè storie assurde, diciamo, no? Ma tutto quello che ho trovato assurdo è molto doloroso, perché ci ha portato tantissimi problemi e mi ha portati in famiglia, tra l'altro, grossissimi, e che comunque io ho dovuto chiedere una CTU, perché comunque dovevo riuscire a capire che cosa non stava più andando, non nel mio rapporto, che io avevo deciso comunque di chiudere, ma perché c'era stato è come se avessi destabilizzato tutta la situazione familiare, no? C'è prima una mamma, che anche dove non ci sono episodi non sempre diciamo visibili, ma a volte molto sì, di violenza o comunque di una storia di pesantezza familiare, decide dopo 25 anni di chiedere al marito: senti, 10 anni che ti dico andiamo da qualche parte a farci aiutare, la fine, le frasi sono sempre le stesse, la puta sei tu, vacci tu, eccetera, bene, allora mi separo, e si trova in un ambaradan che non stiamo qua a dire perché è sconvolgente. Bene. E questo aveva diciamo sconvolto anche un po' tutti i figli, anche grandi tra l'altro, e quindi ho detto facciamo una CTU, vediamo un pochino di capire queste dinamiche familiari. La CTU ha dato purtroppo un esito molto negativo dalla parte del coniuge, con una richiesta della dottoressa di aiuto per il minore in quel caso, perché io avevo ancora il minore con me e anche il maggiore a quel tempo, e nei riguardi di questa figura che comunque, dove c'era effettivamente come loro lo chiamavano, un'altissima conflittualità, no? Tra queste due figure materne e paterne, dove appunto il padre era diventato il figlio e il figlio si doveva curare del padre, cioè robe assurde, e la giudice non l'ha neanche letta, non l'ha letta, non ha dato adito a niente. Tant'è vero che io in quel periodo non lavoravo nemmeno, ma non mi è stato riconosciuto neanche niente, eccetera. Ho dovuto andare in appello, ma per essere aiutata, ma non solo dal punto di vista economico, perché poi lui mi ha trascinato in un'altra cosa, quindi adesso da dirigente è un povero cassa integrato, vai, lasciamo perdere, perché poi la legge ti trascina in questi meandri, ma è quello che voglio dire. Perché purtroppo il primo acchito con il giudice è stato proprio questo. Io mi sono presentata da scolaretta, molto timorosa, della serie oddio, cosa mi chiederà, eccetera. Ho trovato, non dico quello che ho pensato, ma comunque diciamo una persona molto impreparata, molto stufa, molto maleducata, eccetera, che ha preso le carte, le ha quasi gettate per terra dicendo: siete tutti uguali, non mi rompete. E questa è una persona tra l'altro molto famosa anche in tribunale. E allora io mi dico questo: o cambiate le persone, ok? Oppure, cioè, lasciate che il giudice che debba decidere di primo acchito di questo sia un mero ragioniere, dove dice: guardate, questo e questo, per le altre cose psicologiche, eccetera, vi arrangiate. Altrimenti, e poi chiudo, io dopo questo accesso ho cominciato non a lavorare, a dispensare qualche consiglio. Dico sempre alle donne: è giusto denunciare, però attenzione, non aspettatevi dalle istituzioni tutto quello che normalmente la legge prevede, perché la legge c'è l'abbandono, c'è il padre che non si cura dei figli, quello che se ne cura in maniera sbagliata, perché poi potrai trovare il magistrato, e questo vedo l'assenso della signora purtroppo, che per sensibilità, perché non è preparato, perché si è alzato male la mattina, te ne darà continuamente sul muso, e soprattutto in questo periodo dove ci sono tantissimi padri, giustamente, che hanno tantissimi problemi, dove però la figura adesso femminile è ritornata indietro, cioè siamo solo quelle donne che alla fine vogliono fregare i soldi al marito. E i problemi poi che si trovano a casa sono tantissimi, perché poi i figli minori crescono e sono adolescenti con vari problemi. Infatti, assolutamente. Quindi un'attenzione migliore a chi va a decidere queste cose. Grazie signora, grazie molto della sua Buona testimonianza, giornata. spero che sia anche di aiuto agli altri, grazie. La signora ha detto delle cose molto interessanti, e qua ritorniamo purtroppo su un aspetto che
Ritorna anche in altri ambiti, in questo che è delicatissimo, familiare, la figura di chi decide, del giudice, ma anche in altri, lavoristico, eccetera, diventa saliente, e purtroppo invece manca forse nella preparazione a monte una valutazione anche psicologica, se una persona è idonea non a fare il ragioniere del diritto, ma veramente a comparare anche dal punto di vista umano, quando si parla di persone, di situazioni, perché qui c'è la legge, giustamente c'è la signora, le leggi ci sono ed è vero, però ci sono anche delle dinamiche molto molto sottili, e trovarsi davanti a una persona che invece ragiona in modo diverso, oppure che non ha voglia di entrare nel merito di tanti documenti da scandagliare, di consulenze tecniche d'ufficio, eccetera, di perizie e quant'altro, può essere a un certo punto a detrimento invece della parte che richiederebbe questo. Sì, la signora ha aperto un mondo, nel senso ha aperto che un mondo, sì, per un mondo che esiste di sì, fatto. no, Cioè, è tutto, non è che lo vogliamo lasciar perdere perché no, è che avrebbe bisogno di una trattazione riguarda per esempio la possibilità di decidere nelle situazioni affettive dove in gioco non ci sono tanto questioni economiche, ma proprio di tipo affettivo, cioè è lì il ruolo dei consulenti, insomma sono tante cose. Il giudice come fa poi, è in grado di utilizzare le perizie, in che modo? Però quando noi ragioniamo su questi aspetti ci ragioniamo tanto perché abbiamo molto a che fare con tutta questa complessità. Le donne che arrivano al centro spesso devono imboccare una di queste strade, no? Molto molto faticose. Così come riflessione a me viene da fare che ancora troppo poco si tiene conto nell'iter legale, giudiziale, degli aspetti concreti, degli aspetti di violenza, nel senso che a volte nelle separazioni si decide per una scelta anche che a volte può anche avere la sua logica di tenere a margine questi aspetti, perché o si tenta una consensuale o comunque non si vuole appesantire una situazione che già è molto pesante, per cui alla fine ciò che è successo nel passato, anche le denunce fatte seguono una strada che come se non avessero il peso che invece devono avere. Non vengono prese neanche in considerazione, sono iter che sono proprio separati. Invece, visto che stiamo parlando di situazioni di violenza intrafamiliare, di casi spesso molto gravi, quindi non delle situazioni di conflitto, secondo noi, insomma questo è il nostro punto di vista, vanno tenute sempre in considerazione e messe sul piatto della bilancia. Mi sembra, il parallelismo è un po' forse azzardato, però sembra di ritornare un po' come il discorso della legittima difesa, no? Valutazioni oggettive, non tieni conto che la persona ha reagito per legittima difesa in modo magari sproporzionato all'offesa, ma in realtà è una situazione psicologica di paura, di inferiorità, eccetera, e quindi è ovvio che con quello che aveva in mano ha reagito con un timore pazzesco, non essendo un professionista della difesa ed è la stessa cosa, cioè non tener conto di aspetti umani psicologici, qui si subisce. Ma non tanto psicologici, ma concreti, cioè le concreti. Violenze che sono successe, cioè tutte le denunce fatte, entrano nella valutazione, e questo è proprio una cosa su cui bisogna discutere ogni volta. Va tenuto presente per esempio nella valutazione delle capacità genitoriali, perché di questo stiamo parlando, quando abbiamo un padre che è violento, e dobbiamo decidere come questi figli e che tipo di rapporti ci saranno fra quest'uomo e questi figli, e come dovrà riparare a quello che è successo. Se mettiamo tra parentesi questo aspetto, non verrà preso in considerazione, le donne si sentiranno ancora una volta vittime. Assolutamente no, ma è ancora peggio. La signora poi è stata chiarissima in questo, nel caso che purtroppo il suo caso che ha presentato. Andiamo in pubblicità rapidissimi.